Oggi cominciamo con la conferenza regionale, la terza conferenza regionale per la lingua friulana. Noi abbiamo il dovere di domandare con più forza la tutela dei nostri diritti, di poter adoperare la lingua in tante diverse situazioni. Abbiamo il diritto di insegnarla a scuola dall'infanzia alla primaria. Lo ha detto il sindaco di Udine Pietro Fontanini intervenendo appunto alla terza conferenza regionale sulla lingua friulana che si è svolta all'Auditorium Comelli di Udine. Un'occasione di riflessione e di analisi per raccogliere spunti e proposte. La terza conferenza regionale per la lingua friulana che si è svolta all'Auditorium Comelli di Udine ha espresso un concetto cardine. L'insegnamento a scuola è lo strumento fondamentale per salvare la lingua friulana e arrestare la progressiva riduzione del numero dei parlanti. La conferenza regionale è stata organizzata per ascoltare le istanze di tutti. Questa è anche l'occasione per presentare e discutere in modo più compiuto anche del piano generale di politica linguistica che è stato appena approvato dalla Giunta regionale con il via libera del Consiglio regionale, quindi della commissione competente, ma che è un piano che dovrà essere messo sul campo. Ci sono delle linee precise di indirizzo in cui si vuole andare con anche le relative somme che devono essere spese per ogni sezione. La spesa complessiva vale circa 22 milioni di euro sul quinquennio, perché il piano generale di politica linguistica ha una copertura di 5 anni. Noi abbiamo approntato il piano di politica linguistica, questo è lo strumento principale che dà le linee guida per poter dare una politica razionale per quello che riguarda appunto la lingua friulana. L'attività dell'Arlef riguarda anche la scuola e soprattutto il mondo dell'infanzia. È una delle prime volte nel quale tutti i soggetti stanno remando dalla stessa parte, Giunta regionale, Consiglio, operatori, mondo della formazione, mondo dell'informazione, cultori della materia, associazionismo. Cioè, credo che questa sinergia tra tutti abbia in qualche modo sancito il fatto che la lingua friulana è un elemento fondamentale della nostra specialità.